Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla 46esima lezione di Radiostesia Basic, in cui guarderemo e vedremo un circuito nuovo che serve per amplificare e rinforzare la forza interiore. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove ormai voi lo sapete che a lunedì sera Hildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito in cui si tratta tematiche sulla Cabala e sul esoterismo, ermetismo e quant'altro. I link li trovate qui sotto in descrizione, se volete lasciare anche un bel commento, il vostro Marietto contento, e anche eventualmente un super like. Vi ricordo che da quando il Marietto ha superato le 1000 iscrizioni, adesso sul tubo si può mettere anche e si può andare a trovare il vostro Marietto nella sua community. La community, praticamente il vostro Marietto mette anche dei circuiti con dei commenti, potete lasciare commenti più importanti di prima. Bene, iniziamo questo per vedere questa micropillola di questo circuito di purezze interiori. A cosa serve questo circuito? Questo circuito serve a sviluppare, a favorire e a far ad affiorare in una persona questa qualità, cioè questo candore, allo scopo di esprimerla in ogni momento della sua vita. Questo circuito agisce sul livello psicoemozionale di una persona allo scopo di stimolare qualità positive specifiche necessarie per superare gli squilibri energetici. Quindi quando siete un pochettino affranti, un pochettino giù di tono, questo circuito va benissimo. È indispensabile per una corretta crescita spirituale. Quindi questo circuito sulla purezza interiore serve proprio a sviluppare e far affiorare in una persona queste qualità di un certo senso di limpidità. Certamente non vuol manipolare, però cerca di fare in modo che voi possiate esprimere al massimo la vostra purezza interiore in ogni momento della vostra vita. Adesso la domanda è come si usa. Prima di tutto non ha bisogno di essere posizionato al nord, al sud, all'ovest, insomma, perché c'è il pallino colon. Questo è stato creato dal vostro Marietto Veneziano, poi si mette al centro del circuito la fotografia del soggetto da trattare o il vostro testimone, e il circuito va lasciato in funzione interrottamente fino a esito ottenuto. È tutto qui, quindi voi lo prendete, lo posizionate in un posto sicuro, sopra un armadio o ad esempio dentro un cassetto. L'importante è che ci sia la foto, non ha bisogno di luce solare perché lavorano con le luci eteriche. Questi circuiti si trovano nei migliori gruppi di Facebook di radionica, radiostesia. Si trovano ad esempio, questo circuito lo si può tranquillamente trovare nel gruppo del vostro Marietto Veneziano di Hildegarda, oppure di Paola Cherilli, oppure di Laura Ciofini. Bene cari amici, il vostro Marietto vi rinnova l'invito a iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei gruppi Facebook e in Telegram, dove lo sapete al lunedì sera ormai alle 20:30 Hildegarda Marietto Veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, prima di salutarvi vi ricordo qui sopra, per questo circuito che attiva la purezza interiore, si mette la fotografia, e vi ripeto che serve a favorire lo sviluppo e far affiorare in una persona questa qualità di purezza interiore, allo scopo di esprimerla in ogni momento della vita, e quindi lo potete attivare, lasciare sopra un armadio, dimenticarvelo lì, così che lui possa continuamente lavorare. Questo circuito non satura l'eterico, è uno dei pochi che non satura l'eterico e può essere continuamente messo sotto lavoro. Questa è una macchina vibrazionale che lavora con le onde di forma, non c'è periodo di spazio e tempo, quindi potreste anche mettere più persone, cioè più circuiti con vostri parenti o vostri amici, male non fa, o vostro marito, vostra moglie, eccetera. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto coglie l'occasione per ringraziarvi di avermi seguito fino qui e vi chiede di continuare a guardare anche la playlist, perché questa è la 46esima pillola, ma ce ne sono 45 prima di questa. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.